Buongiorno a tutti, Munisso Giovanni, Movimento Turismo del Vino. Siamo oggi con la signora Mirella Terraneo dell'azienda Castelvecchio che si trova sul Carso a Sagrado e ci parlerà proprio di questo territorio che ha delle caratteristiche molto peculiari e che accomuna sia Sagrado con tutto il territorio del Carso, vero? Esattamente, sì. Parliamo di una territorialità che ci vede uniti con la Slovenia e con Trieste, quindi Gorizia, Slovenia e Trieste esprimono un unico concetto di enologia e di enogastronomia, per cui quello su cui si dovrà lavorare in futuro se si vuol fare del turismo sul Carso sarà di unificare innanzitutto questi tre, la provincia di Gorizia con il capoluogo Trieste e con la vicina Slovenia, anche per poter usufruire eventualmente di agevolazioni riguardanti il transfrontaliero. E comunque il Carso, noi sappiamo, vediamo, ha dei prodotti molto particolari e speciali, per cui va molto, diciamo, pubblicizzata, va molto portata avanti la teoria della unicità e degli autoctoni e dei prodotti alimentari di nicchia. Perché il territorio non può dare più una resa elevata quanto quella della pianura, quindi sono prodotti oltre all'ulivo, la vite, i formaggi come noi sappiamo, il miele, l'olio e quindi anche i prosciutti, perché abbiamo la stessa altitudine di San Daniele e vediamo che Staniel in Jugoslavia produce ancora degli ottimi prosciutti, quindi sono tutti prodotti che noi dobbiamo cercare di portare avanti per un turismo enogastronomico di nicchia, che sarà l'unico che potrà ripagare gli sforzi per i pochi prodotti che si ottengono. Ecco. Quindi lavorare per unificare, come sta facendo con i GAL, come sta facendo i sentieri del Carso, come si sta facendo con il turismo della Prima Guerra Mondiale, che deve comprendere tutti i territori laddove proprio si sono svolte le guerre, e tutto quello che insomma comporta il recupero del passato, perché la vite, l'enologia e l'enogastronomia è legata molto al territorio e quindi il territorio alla gente, la gente quindi a quello che è stato e quello che rappresenta. E il lavoro deve andare in quella direzione, ecco, dell'unicità e della singolarità dei nostri prodotti. Diamo appuntamento a tutti gli appassionati, a cantine aperte anche, e in qualsiasi altro momento volessero visitare il Carso e i suoi prodotti con i suoi interpreti. Ecco, noi da maggio apriamo la barchessa all'interno della proprietà, c'è una barchessa che è stata ristrutturata e sarà sede logistica per chi vorrà venire a degustare i nostri vini e anche a fare matrimoni, perché vengono affittati dei locali ad uso per coloro che avranno degli eventi da celebrare. Ecco. Quindi vi aspettiamo. Grazie, arrivederci.